domenica a tutti. Iniziamo con il canto 448. Ti esalto, Dio mio Re. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, tenerezza per ogni creatura. Il Signore è buono verso tutti. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, siamo in cammino, siamo alla seconda domenica del tempo ordinario. La liturgia ci ricorda il primo miracolo compiuto da Gesù a Cana di Galilea durante una festa nuziale. Gesù è lo sposo Messia venuto a compiere questo matrimonio. Queste nozze ricordate da Giovanni sono l'immagine dell'amore nuziale di Dio per il suo popolo, che è la sua Chiesa. Noi, Dio ama l'uomo, lo vuole salvo, lo vuole felice, e allora insieme chiediamo al Padre quello di cui abbiamo bisogno sempre, il suo amore e il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, per mia
Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio. Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio grande nell'amore, che nel sangue di Cristo versato sulla croce hai stipulato con il tuo popolo l'alleanza nuova e eterna, fa che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele e tutta l'umanità possa bere il vino nuovo del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme chiederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Preghiamo. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza, a uno, nello stesso Spirito, la fede, a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze a Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Erano là 6 anfore di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino
l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. È parola del Signore. E ai fratelli e sorelle, ciò che abbiamo letto di Giovanni è il primo miracolo che Gesù ha compiuto a Cana di Galilea, è il miracolo che per Giovanni segna la partenza, l'inizio della vita pubblica di Gesù, il miracolo delle nozze di Cana, e chi non lo conosce. Giovanni racconta: vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e presente alla festa c'era la madre di Gesù. Alla festa era stato invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Con questo inizio Giovanni sembra quasi volerci raccontare come si è svolta, come è avvenuta questa festa nuziale, e invece, attenti, Giovanni ci avverte subito che quanto Gesù ha compiuto è un segno importante con un messaggio che riguarda l'identità di Gesù, la sua persona. Gesù è il Messia sposo, venuto a celebrare le nozze con la sua Chiesa, la sua sposa. E tutti noi, figli della Chiesa, siamo primi invitati. Ecco allora il fatto, come ce lo racconta Giovanni, a Cana di Galilea, piccolo villaggio appunto del nord della Palestina, cioè questa festa in corso che secondo le usanze del tempo poteva arrivare anche a 8 giorni. Grande festa, molti gli invitati come sempre in queste occasioni. Del resto la festa nuziale è celebrata presso tutti i popoli e tutte le culture con grande solennità, perché è la partenza, la festa della vita. Le nozze sono per gli sposi l'inizio di un progetto di vita ed esprimono la gioia dell'uomo e della donna che realizzano una nuova famiglia, la bellezza dell'amore, la grandezza di una realtà nuova che nasce. Oggi, se ci pensiamo bene, abbiamo tante cose da dire, ma non vale la pena in questo momento. A questa festa è presente la madre di Gesù. Probabilmente Maria era una parente degli sposi e invitato naturalmente non poteva mancare Gesù e i suoi discepoli. Ma gli sposi dove sono? Di loro non si dice nulla. Dove li abbiamo lasciati? Sembra che Giovanni si sia dimenticato di loro. Questo strano silenzio è un invito a comprendere bene il racconto di Giovanni. Si tratta di raccogliere il messaggio che è nascosto in questo linguaggio simbolico. Giovanni, che scrive, non sembra interessato agli sposi, c'è qualcos'altro che lo interessa. I veri protagonisti
inaspettato, perché non dovrebbe mai succedere. A un certo punto succede qualcosa di imprevisto, viene a mancare il vino. E noi tutti sappiamo che cosa significa questo. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore, e anche per noi oggigiorno moderni non può mancare questo liquido in queste circostanze. Però nessuno si accorge che il vino è venuto a mancare. E la madre di Gesù, la sola che avverte il momento difficile, e dice a Gesù: non hanno più vino. Come dire, la festa è in pericolo, bisogna provvedere. E Gesù alla madre risponde: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. L'ora di Gesù non è ancora arrivata. Queste parole un pochino misteriose vorrebbero dirci che le vere nozze le celebrerà Lui, lo sposo Messia, con l'umanità, la sua sposa, ma il tempo ancora non è arrivato. La madre, tuttavia, che conosceva bene il figlio, lei che conosceva il figlio, dice ai servi: fate quello che lui vi dirà. Qui ci accorgiamo veramente quanto è importante la mediazione di questa madre. Su ordine di Gesù le 6 anfore che abbiamo sentito, fino a 120 litri, che normalmente contenevano l'acqua per le abluzioni, servizi, sono riempite fino all'orlo, ma in quelle anfore non c'è acqua, c'è vino abbondante, vino nuovo. Il responsabile della festa, dopo aver assaggiato, si compiace con lo sposo. Cosa succede? Dice: ma si offre il vino buono all'inizio, quando si è tutti con la testa a posto, quando le cose sono un po' avviate. Serve ogni cosa, serve anche il vino meno buono. Tu hai fatto il mio. Giovanni conclude il racconto dicendo: questo fu il primo dei segni compiuti da Gesù, col quale manifestò la sua gloria. E la gente, i discepoli soprattutto, credettero in lui. Giovanni vuole però che anche noi che leggiamo a distanza di tempo questo fatto, non perdiamo il valore di questo segno. Gesù Messia è Lui il vero sposo, è Lui che viene a realizzare le nozze con la sposa, la Chiesa, portando con sé vino buono e abbondante, che significa naturalmente un amore nuovo e fedele, che produce gioia, che produce salvezza. Ma l'ora di Gesù non è ancora arrivata, arriverà, e sarà il momento della sua morte e risurrezione. Quel momento segnerà il grande amore che lo sposo dimostrerà alla sua sposa morendo per lei. Così Gesù sulla croce manifesta questo amore per l'umanità amata e redenta.
facciamo la professione di fede. Crede in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crede in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, l'opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa. Professo un solo battesimo per il perdono. verso la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Dio dell'alleanza perché ci conceda di camminare sempre sulle sue vie. Diciamo insieme, Signore, in te speriamo. Signore, in te speriamo. Per l'unità dei cristiani, lo Spirito Santo, operatore mirabile della ricchezza e della varietà dei carismi, susciti comunità riconciliate nell'amore, in grado di comporre in armonia le diversità e valorizzarle per il bene dell'unica Chiesa di Cristo. Preghiamo. Signore, in te speriamo. Per quanti hanno responsabilità di governo, possano aprirsi al dialogo per recuperare la sapienza che vede nella pace una ricchezza per i popoli e il mondo. Preghiamo. Signore, in te speriamo. Per gli sposi cristiani, guardino con fiducia al loro futuro, con lo stupore e la gratitudine degli sposi di Cana, sui quali la Madre di Gesù ha posato i suoi occhi misericordiosi. Preghiamo. Signore, in te speriamo. Per la nostra comunità, l'ascolto della parola del Signore rivesta di bontà le nostre giornate e il pane eucaristico, spezzato per la nostra salvezza, ci renda attenti e disponibili alle necessità dei poveri. Preghiamo. Signore, in te speriamo. Accogli con benevolenza, o Signore, le suppliche che abbiamo deposto sul tuo altare, la Madre tua, anfora dello Spirito e donna del vino nuovo, le avvalori con la sua materna intercessione. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore. Canto numero 4. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi vi doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi vi doniamo. Quel
nostro Signore benedici. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Gioie, dolori, fatiche e speranze, nel sacro calice noi deponiamo. Accettai, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito di Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, veramente cosa buona e giusta, dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, te Padre Santo, Dio Onnipotente, Eterno, per Cristo nostro Signore. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale, egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato, della morte, la gloria di proclamarci stirpe eletta, regale, sacerdozio, gente santa, popolo che egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre. Dalla che la luce e noi uniti agli angeli e ai santi insieme proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
e mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutti i consacrati, tutto il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli, sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione, della tua misericordia. Ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri della Chiesa, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la confidenza che Gesù ci ha messo in cuore, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, Come in cielo, così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo. E non liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro giusto. Tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Diamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
pardonencia, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Dando alla comunione 214. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi pace, mi disseta placide acque, è ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. Forse andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incasto. Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio lungo tutto il mio
Infondi noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo per Cristo nostro Signore. Un avviso importante: ieri sera 18:30 il vescovo, il nostro vescovo Lab, ha aperto le porte del nostro santuario. Ora il santuario è stato giubilare una delle 8 chiese dell'arcidiocesi di Udine, luogo in cui si può riconciliarsi con Dio come sempre e realizzare quello che Gesù ci invita a fare. E questo è l'augurio che ci facciamo insieme in questo anno importante, perché il mondo ha bisogno di rinnovarsi interiormente e cominciare a credere, a sperare. Signore sia con voi E con il tuo spirito. benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. E se venite andiamo in pace con il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Una buona domenica per tutti. Grazie altrettanto. Da fons de me anime, ogliolto esulti, il mio de me musiche, a Dio lo chianti, che anche se piccole s'impense di me, da fons de me anime, o chianti al gran re, o ieri tampuare e mia preferide, parce che pui libare in cur mia chiatate, perché st'ogni anime mi benedirà, o ieri tampuare e Dio mi chiala, il plenti superbie, il Dio lo sa volte, il grande intestorie, dall'alto dismonte. Stretto al cuore ogni ave recitata in tuo onore, tu ci chiami, dolce madre, a vivere nella pace. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia